L'accoglienza dei profughi da una parte, la censura della preghiera dell'Alpino a Vittorio Veneto dall'altra. Tra la Lega Nord e i vescovi rapporti sempre più tesi, anche se è di oggi la completa adesione del governatore Luca Zaia al monito lanciato dal presidente della CEI a ONU e Unione Europea perché sul fronte dell'immigrazione facciano la loro parte. I vescovi non rompano, è sbottato il leader del Carroccio Matteo Salvini riguardo all'appello all'accoglienza lanciato dalla Chiesa ai sindaci. Parole che la comunità islamica invita Zaia a non inseguire. La sua moderazione ha permesso in questi anni di gestire il percorso di integrazione tra veneti e immigrati in modo civile, ha sottolineato il leader delle comunità magrebine Abdallah Khezraji. Lui, il presidente del Veneto, se la prende piuttosto con il governo e con i risultati nulli ottenuti durante il semestre europeo. Io mi chiedo in questi 6 mesi, oltre a parti, tartine e altra roba del genere, e a convenevoli, a cerimoniali di corte, come mai l'Italia non abbia posto proprio nella sede più opportuna, cioè in Europa, la questione degli immigrati. Oggi scandalosamente siamo abbandonati dall'Europa e dalla comunità internazionale che non viene mai presa di mira da nessuno, tantomeno dalla Chiesa, che potrebbe ad esempio chiedersi come mai la comunità internazionale assiste a questo esodo biblico, assiste a questi morti in mare e non ha nulla da dire. Ma la censura da parte della diocesi di Vittorio Veneto della preghiera alpina in occasione della festa dell'Assunta a Passo San Boldo getta nuova benzina sul fuoco dei rapporti tra Lega e Vescovi. A non essere accettato il richiamo alle armi e alla difesa di patria e millenaria civiltà cristiana. Episodio che a Salvini ha fatto scrivere un nuovo post: sono sempre più sconcertato da certi vescovi, quello che è successo è pazzesco.